messo il tifo per il ciclista veneto qui di Lamont. Per Malacarne. Malacarne. Per Malacarne, visto che tenete qua le nostre parti. In ogni caso, Malacarne. Il divo del giorno è stato lui, il lamonese Davide Malacarne, passato quest'anno il ciclismo su strada professionista. C'era anche lui nel serpentone colorato che ha attraversato Largo Castaldi. Sparati, i ciclisti hanno toccato Feltre alla massima velocità, proiettati verso il traguardo volante di Pedavena e il passo Crocedaune per il primo Gran Premio della montagna del 100° Giro d'Italia. Un primato tutto feltrino che i feltrini hanno vissuto fino in fondo, chi vestendosi di rosa, chi invece mostrando il lato più bello della città. Ad accogliere la maglia rosa i bambini del Vittorino di Feltre, ma anche i quartieri e i figuranti del Palio, gentildonne comprese. Veramente meraviglioso, bello, bello, a me il giro piace moltissimo e lo seguo anche tutti i giorni, se per quello. Ah sì, In forma fin dalle prime battute il vincitore di tappa Danilo Di Luca, che a San Martino di Castrozza con una volata al cardiopalma ha distanziato Garzelli, entrambi in evidenza anche a Feltre e Crocedaune, una corsa vivace durante la quale i papabili al titolo si sono annusati. Quanto al Malacarne, una gara pulita e tirata, ovviamente a servizio dei capitani, limitati i disagi alla circolazione, soprattutto a Feltre città, dove il centro è rimasto chiuso dalle 14:30. Per il resto un trionfo di gadget, bali e sponsor, un contorno che ha impressionato i più piccoli, che però non rinunciano alle loro passioni. Giocare alle Wins. Per i più grandi un modo per promuovere Feltre e il feltrino alla faccia delle tante bandiere promozionali sul Tirolo lanciate lungo il percorso. Nella terra del secessionismo un affronto, ma per una volta a dominare è stato lo sport.